Amici di Calcio Padova TV, ben ritrovati qui dal Palasport di Via Gozzano, ultima giornata di andata del campionato di Serie C1. Di fronte questa sera Padova Calcio a 5 e Vigo Real. Entriamo subito nell'argomento più importante della serata, perché il Padova, grazie al pareggio ottenuto settimana scorsa per 2-2 in casa dello Sporting Castello, ha guadagnato un altro punticino e si è avvicinato davvero e di molto alle prime posizioni della classifica. Padova che adesso ha 17 punti e se pensate che la capolista Miti Vicinale se ne ha 21, soltanto 4 punti separano la formazione biancoscudata allenata da Rodriguez dalla vetta della classifica. Questa sera l'appuntamento quindi da non perdere ancora una volta, ma soprattutto perché il Padova affronta la terzultima in graduatoria, ovvero il Vigo Real, in quello che è un derby provinciale, un derby che abbiamo già visto in Coppa Italia in precampionato, e quel derby fu vinto proprio dai biancoscudati che questa sera non possono mancare assolutamente all'appuntamento con la vittoria, proprio per arrotondare la loro classifica e avvicinarsi ancora una volta sempre di più alla vetta. Potrebbe davvero essere un nuovo campionato per i biancoscudati. Vicino a me Stefano Volpe, ovviamente come sempre per Calcio Padova TV, per il commento tecnico, e soprattutto insieme a me vivrà appassionatamente anche questo match, perché ormai siamo diventati anche tifosi di questa squadra, mentre il direttore generale Mattia Risi, agitato anche lui, cammina avanti e indietro per la tribuna. È tutto pronto quindi per dare inizio al match. Partiti Padova contro Vigo Real. Subito la formazione in casacca bianca del Vigo Real che prova ad impostare, ma il pressing è alto questa volta dei giocatori del Padova, quindi Rodriguez che ha dato disposizioni ai suoi di mettere subito in difficoltà la retroguardia avversaria per puntare subito a sbloccare il risultato. Sarebbe importantissimo. Sentiamo Stefano Volpe. Sì, come hai detto bene tu, Padova che viene da 4 risultati utili consecutivi. Attenzione però, attenzione, perché c'è subito un'occasionissima con questo bolide di Crepaldi, un destro micidiale che è andato ad infrangersi proprio sotto la traversa, ma non è entrato. Pallone poi che è stato allontanato dalla difesa del Vigo Real. Qui non facciamo nemmeno in tempo a fare un commento sulla situazione di classifica, perché c'è già subito un'occasione per il Padova. Vediamo intanto la rimessa di Rodriguez. Padova nel settore d'attacco con Rodriguez che richiama i suoi ad uno schema stabilito, poi tentativo di Carraro dalla lunga distanza, pallone smorzato che termina facilmente tra le braccia di Cazzoli. Allora può ripartire il Vigo Real con Zaccuni, ancora lui possesso di palla, lo scambio con Pellizzon. Dall'altra parte poi il pallone in direzione di Daltoso, ancora Daltoso che allontana, c'è la deviazione di Carraro. Allora palla a centrocampo, ne approfittiamo, dicevamo, Padova che questa sera veramente, l'abbiamo già detto anche in passato, però mai come questa sera può cambiare davvero il proprio campionato. Anche perché è l'ultima giornata di campionato dell'anno, poi la settimana prossima il Padova sarà impegnato in casa della Meggel per l'ultima giornata di Coppa Italia, l'ultima giornata di campionato dell'anno del girone d'andata contro un avversario sulla carta inferiore. Padova da 4 risultati utili consecutivi. Ed è importante quindi dare continuità ai propri risultati, e abbiamo visto che così facendo è cresciuta anche la classifica della formazione biancoscudata. Ma adesso è il Vigo Real che viene in avanti con Daltoso che prova addirittura a tirare in porta, c'è una deviazione, doppio rimpallo, la rimessa aspetta al Padova con Carraro, Capitan Carraro che viene in avanti, e da questi a Rodriguez, poi si fa vedere Crepaldi, passaggio all'indietro verso di lui, ancora Carraro, i 3 giocatori più rappresentativi della squadra padovana. Rodriguez ancora, poi pallone in direzione di Vettore che perde palla, viene in avanti Vigo Real, attenzione, pericolo, c'è il tocco all'indietro, poi non riesce a concludere questa azione. Adesso c'è il Padova che può andare in contropiede con Carraro, Crepaldi potrebbe andare al tiro, ancora Carraro, si chiude però la difesa. Rodriguez ancora lui,
poi l'appoggio ancora su Crepaldi che tenta di trovare un varco per andare al tiro. Mattia Vettore ancora per Rodriguez, sfuma ormai l'occasione, si è chiusa la difesa del Vigoreal. Padova quindi che deve ricominciare da centrocampo, ancora con Crepaldi, lo scambio come Vettore, attenzione perché è abilissimo a disimpegnarsi in dribbling, questa volta viene fermato da Zaccuni, poi attenzione all'appoggio, ancora Zaccuni, pericolo, e sfiora davvero il gol Zaccuni, che poi spiegabilmente ha tolto la palla dalla porta, e intanto c'è il contropiede di Rodriguez 1-0 Padova sul pericolo corso poco fa sotto la propria porta, azione di contropiede e Rodriguez ha saltato in dribbling due avversari e ha messo dentro di sinistro. Padova subito in vantaggio 1-0, si mette subito bene per la formazione biancoscudata. Coast to coast di Rodriguez, che è partito dalla propria area di rigore, velocissimo, ha saltato un avversario di suola come usanza nel calcio a 5, ha segnato alla faccia dei quasi 40 anni. Immarcescibile Rodriguez, si vede che ha giocato in 2-3 categorie superiori, per cui allenatore, capitano, cuore, anima di questo calcio Padova, gol meritato che mette forse in discesa dalla sfida ancora molto lunga. Beh, di lui abbiamo già detto tante cose, ma ancora una volta ci sorprende il quasi quarantenne Rodriguez che proprio in azione coast to coast, come dicevi te, si è disimpegnato in un doppio dribbling e poi davanti al portiere ha messo dentro, e quindi Padova che va subito in vantaggio al quarto minuto con il suo giocatore più rappresentativo. Ancora Padova con Carraro all'indietro per Mattia Vettore, ancora Vettore dopo lo scambio con Rodriguez, Carraro scodella la palla in avanti, Vettore però non riesce a raggiungerla e allora può ripartire il Vigoreal, ma è già ben appostato a metà campo la formazione del Padova. Zaccuni all'indietro per Daltoso, ancora Zaccuni, quindi Pellizzon, l'appoggio poi su Badia, lancio in avanti innocuo che non crea problemi alla difesa del Padova, può ripartire Carraro, Rodriguez, l'appoggio in profondità verso Vettore che difende bene il pallone, si gira poi però sbaglia l'appoggio su Carraro, poteva anche forse tentare la conclusione Vettore dopo che si era liberato di un avversario. Tanto ci sono un paio di cambi nella formazione del Vigoreal che deve stare molto attento alla propria classifica. Ecco, parliamo anche dei cugini perché fanno sempre parte della provincia di Padova, i giocatori di Vigonza. Vigoreal che deve darsi un po' una svegliata perché è al terzultimo posto in classifica, era partito piuttosto male in campionato, adesso si è ripresa negli ultimi match ottenendo anche dei discreti risultati, però sta lottando proprio per non retrocedere. Intanto vediamo Mattia Vettore, l'appoggio all'indietro per Crepaldi, poi Rodriguez che si fa sempre trovare libero, applausi da parte del pubblico, poi Vettore che non riesce a girarsi. Ecco, dicevamo Stefano del Vigoreal. Sì, la classifica è spaccata praticamente in due, Vigoreal, Scaligera e Petrarca sono molto attardate, alla fine a scanso di ribaltoni nel girone di ritorno credo che saranno proprio loro a giocarsi la retrocessione, sono queste tre squadre. E allora io ne approfitto per leggervela tutta la classifica fornitaci dal coordinamento di Filippo Camani, che vede al comando Miti Vicinales e Atletico Bassano con 21 punti, poi Megel 20, Sporting Castello e Cornedo 19 insieme con Gifema Campo San Piero, e poi il Padova 17, United Rossano 13, Sporting Altamarca 12, Vigoreal appunto 5 punti e Petrarca 4, Futsal Scaligera 3. Intanto si prosegue nel gioco, Padova che fa girare la palla nel tentativo di trovare qualche varco, e intanto anche Madalosso, poi
Buono l'intercetto da parte di Rodriguez, che controlla bene la sfera, ha tornato un paio di avversari, alla fine la perde, e quindi ancora Vigoreal che prova ad impostare con Bessegato, poggio in avanti, poi controlla bene Rodriguez, subisce fallo da parte di Zaccuni. Intanto Rodriguez che chiama dalla panchina Galimberti, uno dei migliori nelle ultime gare di campionato. Galimberti, risultato anche decisivo nell'ultimo match giocato qui al Palagozzano, grazie a una sua rete 1-0 per il Padova contro lo Sporting Altamarca. Intanto Madalosso, quindi Rodriguez, ancora indietro per Madalosso, si fa vedere Crepaldi e riceve, si fa vedere Carraro e riceve, ancora Crepaldi, Madalosso si gira bene, Guizzante, poi però chiude su di lui Pellizzon. Vigoreal adesso che prova ad imbastire una replica, palla tra i piedi di Bessegato, scivola Bessegato, rischia anche di perdere il pallone, poi c'è un 1-2 non riuscito perché chiude come sempre Rodriguez, poi Madalosso, Crepaldi, quindi ancora dopo il tocco di Rodriguez lo scambio con Carraro, Madalosso, perde palla il Padova, Zaccuni viene fermato da Carraro, l'arbitro, il primo arbitro che è il signor Garreffa di Bassano, secondo arbitro Mezzarobba di Conegliano. Ancora adesso Vigoreal con Lovato, eccolo qui Lovato che riceve, prova ancora ad imbastire una manovra, sbagliato l'appoggio in direzione di Pellizzoni. Siamo sull'1-0 in favore del Padova, risultato sbloccato al quarto minuto dall'allenatore giocatore Alberto Rodriguez con un'azione personale in contropiede. Intanto Crepaldi, ancora Rodriguez, si fa vedere Galimberti che è entrato a dare un cambio a Carraro, ancora Madalosso, quindi Rodriguez, dribbli stretto, Crepaldi, si fa vedere Galimberti, il passaggio non riesce per l'intervento di Lovato. Madalosso, il lancio a cercare ancora Madalosso, controlla portiere Cazzoli, quindi attenzione intanto il Padova che prova ancora ad imbastire con il neo entrato Gaspari, ancora Gaspari smarcato in avanti e viene fermato da Lovato, un intervento irregolare del giovane under del Vigoreal, ma del resto Gaspari si era liberato molto bene, stava provando anche ad andare alla conclusione. Quindi Rodriguez, calcio di punizione per il Padova, quindi Rodriguez, l'appoggio è su Madalosso, poi ancora all'indietro, nulla di fatto, e poi Madalosso che prova una sua incursione ma viene fermato, poi Madalosso che replica il pallone che non rimane in campo, di pochissimo termina out, il secondo arbitro Mezzarobba se ne accorge, fischia la rimessa per il Padova. Ancora Galimberti, quindi Madalosso che si gira bene, ancora Galimberti stava per trovare un varco, poi la gran botta da parte di Gaspari, pallone che è finito sul palo, e quindi è già il secondo legno colpito dalla formazione biancoscudata, un Padova che sta davvero creando numerose occasioni.
Dobbiamo salire, non c'è pressione. Questo è quello che diceva qualche minuto fa l'allenatore del Vigo Real, che non vede nei suoi la giusta aggressività per poter impensierire al Padova. Ci ricordiamo la partita di 2 settimane fa dell'Alta Marca, che con un pressing feroce, con tanta corsa, aveva messo in grande difficoltà il Padova. Poi i biancoscudati avevano vinto, però è una partita, diciamo, che avrebbe dovuto finire in pareggio. E a proposito dell'Alta Marca che hai menzionato, io direi che è forse una delle migliori squadre che abbiamo visto, e quindi non si spiega anche la sua classifica, perché è nelle zone basse della graduatoria, inspiegabilmente. Abbiamo visto un'ottima squadra qui al Palagozzano, quella dell'Alta Marca, che però è uscita sconfitta per 1-0. E intanto il Vigo Real adesso che prova a venire in avanti, nulla di fatto. Allora l'appoggio di Ballarin e quindi Gallimberti che riesce a recuperare la sfera solo per un attimo, perché poi finisce in fallo laterale. Ancora Cazzoli per il Vigo Real, l'appoggio, poi ancora Cazzoli che viene in avanti, viene fermato, però può ripartire contropiede, 3 contro 2, l'appoggio su Gallimberti, ancora Gallimberti, ancora Rodriguez ed esce il portiere Agliundi a ribattere la conclusione di Rodriguez. Ancora la rimessa, però è una rimessa laterale. Rodriguez voleva battere un corner, l'arbitro ha precisato che si trattava di una rimessa laterale. L'appoggio all'indietro per Gaspari, ancora poi un contrasto a centro area, l'ultimo tocco del giocatore del Padova. Intanto si susseguono i cambi nelle file del Vigo Real, rientra Zaccuni, eccolo qua in possesso di palla, poi l'appoggio in avanti in direzione di Bessegato, riparte De Jesu, tecnico del Vigo Real, che sta facendo girare un po' tutta la rosa a sua disposizione, molti cambi. L'ultimo tocco qui è di Gallimberti, dice l'arbitro mezza roba, e quindi la rimessa aspetterà il Vigo Real, che adesso sta provando a farsi vivo dalle parti di Ballarin. Il tocco di Zaccuni conquista la sfera Rodriguez, poi c'è un lancio lungo a trovare Gaspari in buona posizione. Gaspari, appoggio all'indietro, ancora Gallimberti e quindi Preatoni dribbla un paio di avversari e poi si combatte a centro area. Alla fine il pallone viene respinto, c'è il recupero da parte di Gaspari, richiamano un passaggio sì, o il passaggio all'indietro. Intanto Preatoni, poi Rodriguez, Gaspari, Gallimberti, prova ad andarsene Preatoni, viene fermato da, attenzione, Zaccuni, pallone al centro, poi Rodriguez, quindi Gaspari, attenzione, intervento piuttosto deciso da parte di Bessegato. L'arbitro ammonisce Bessegato, forse più per le proteste che per il fallo. Viene ammonito Bessegato, protestano i sostenitori di Fede Vigo Real presenti qui al Palagozzano. Il fallo c'era comunque, poi Bessegato si è lasciato andare delle proteste plateali e quindi l'arbitro ha pensato bene di ammonirlo. Rodriguez, un puntone a sorprendere forse il portiere Agliundi. Ancora Bessegato, da questi a Zaccuni, ancora poi la respinta di Rodriguez, si combatte tenacemente, contrasti piuttosto rudi e poi c'è un time out chiesto dal Vigo Real. Evidentemente si vuole rimettere un attimo a posto le idee dopo questo continua serie di cambi. Sono già scesi in campo praticamente quasi tutti i giocatori del Vigo Real.
Vigoreal che tenta in tutti i modi di recuperare lo svantaggio. Dicevamo, Stefano Volpe, allora, che l'avvio di campionato del Padova è stato un po' altalenante, no? Si vinceva in casa, si perdeva fuori, poi insomma gioco bello a sprazzi. Nelle ultime giornate qualcosa è cambiato effettivamente. Il Padova ha cominciato a non perdere più e soprattutto a giocare anche bene, e ha trovato anche fiducia nei propri mezzi, e adesso si è posizionato, come dicevamo, in una buona zona di classifica. Sì, quelle 3 partite casalinghe consecutive, perché quella col Petrarca alla fine si è giocata a quel Gozzano, hanno dato morale e fiducia in propri mezzi alla formazione di Rodriguez. Ci voleva proprio un filotto di vittoria, che era quello che è mancato, è arrivato. Adesso credo che il Padova abbia molta più consapevolezza. Oggi sta giocando in maniera tranquilla, anche se non riesce a trovare il gol del 2-0 che permetterebbe di stare un po' più sereni. Abbiamo sempre vissuto finali palpitanti qui, vediamo se sarà la stessa anche oggi. Speriamo bene. Allora intanto si riprende il gioco dopo il minuto di time out. Il tocco ancora di Gaspari, che restituisce nuovamente la rimessa in gioco per la formazione di Vigonza. Poi Bessegato, l'appoggio in direzione di De Jesu, poi attenzione a Zacuni, ma buono l'intervento di Gaspari che recupera pallone poi per Galimberti. Galimberti si destreggia abbastanza bene, poi finisce per perdere il pallone. Poi Zacuni prova nuovamente, ma Gaspari è un gran combattente. Gaspari ha colpito anche un palo poco fa, ma soprattutto è uno che si fa sentire nella zona centrale del campo quando è il momento di contrastare. Attenzione intanto a Zacuni, vedete anche in questo caso ancora una volta Gaspari ottimo nell'interdizione. La rimessa per la Vigoreal, De Jesu sulla sfera, l'appoggio per Daltoso, ancora De Jesu, Zacuni prova la conclusione, c'è ancora una volta Gaspari che intercetta e mette fuori a scanso di equivoci. Pallone per Daltoso, fatto girare ancora dalla parte opposta, dove non riesce però a mantenerlo in campo Badia, Vladislav Badia per la Vigoreal. Rimessa ancora per il Padova, scorrono i minuti, siamo però sempre fermi sull'1-0. Dopo il gol di Rodriguez il Padova ha colpito anche 2 pali, una traversa e un palo. Preatoni intanto, Preatoni viene fermato. Attendiamo da tempo anche il gol di Preatoni, no? Questo giovane di cui si parla molto bene, ma che ancora non ha trovato la via del gol, cosa che invece è riuscita a Madalosso, l'altro giovanissimo che si sta mettendo in evidenza nel calcio Padova. Intanto seguiamo questa azione con Crepaldi, la sua botta e la deviazione del portiere Aiundi. Ecco, attendevamo anche il gol di Preatoni. Sì, c'è a dire la verità, finora il Padova è trascinato dai suoi, tra virgolette, vecchi, Rodriguez, Crepaldi, Carraro, Galimberti, quindi sono loro per il momento. I giovani danno un apporto di grande freschezza, ma per ora non sono decisivi come i vecchi. Lo è stato Madalosso in avvio di campionato con un paio di realizzazioni piuttosto importanti. Comunque speriamo bene che anche Preatoni abbia modo di mettersi in luce, anche perché ci hanno parlato molto bene di lui. Lo stesso Rodriguez punta su questi giovanissimi che si sono messi in evidenza. Intanto Ballarin, che per il momento non ha dovuto impegnarsi più di tanto, esce Preatoni, rientra Vettore e quindi Crepaldi. Ancora per Carraro che però questa volta cincischia, perde il pallone. Attenzione a Zacuni, costretto a retrocedere, pallone fatto girare in direzione di Badia, quindi Daltoso, ancora Daltoso dopo il tocco di Zacuni, non trova varchi, poi prova con un lancio lungo, la deviazione di testa da parte di De Jesu, nulla di fatto. Carraro, che ha ereditato la fascia di capitano da Giorgi, che ha dovuto abbandonare l'attività per motivi di lavoro, essendosi recato addirittura in Svizzera. E vedremo se adesso con questa pausa invernale se la società piazzerà un colpo di mercato, perché finora Giorgi non è stato rimpiazzato, ci stanno pensando su, vedremo. Certo sarebbe una bella ciliegina, la squadra comunque così è già completa, però un nuovo rinforzo potrebbe veramente far sognare.
Sì, ci attendiamo quindi la mossa vincente da parte del direttore generale Mattia Risi, che come sempre è molto attivo e molto attento a queste cose, e se non sbaglio anche era circolata voce, no, di qualche acquisto importante. Sì, vediamo, secondo me può succedere qualcosa adesso con la pausa invernale, potrebbe essere. Beh, visto anche che il Padova adesso in classifica è ben posizionato, si tratterebbe anche di fare quel passettino in più, no? Abbiamo fatto 30, facciamo 31 e speriamo di magari veramente salire alla ribalta in questo campionato di C1. Intanto Mattia Vettore riconquista palla all'indietro per Rodriguez, buono lo scambio poi con Crepaldi, da questi ancora Carraro, palleggia bene il Padova. Rodriguez, Vettore che prova a fare tutto da solo, poi c'è il fallo fischiato su Daltoso che ha strattonato Vettore, mezza roba ben appostato, poi Vettore che questa volta perde la palla, la segna Badia, attenzione al contropiede, ancora Badia, un tiro potente ma troppo fuori misura, non ha dovuto nemmeno intervenire Ballarin, il pallone spedito direttamente sul fondo. Ancora poi Rodriguez, Crepaldi che prova ad andarsene, bravissimo Crepaldi, bravissimo, gol di Vettore, grande azione di Crepaldi, un'azione personale a saltare l'avversario e poi pallone messo al centro dove Mattia Vettore ben appostato ha messo dentro di prima intenzione. Padova 2, Vigoreal 0, e quindi torna al gol anche l'altro under della formazione biancoscudata, Mattia Vettore. Avevi evocato il gol di Peratoni, però comunque è un gol di un giovane, è arrivato, quindi sei stato buon profeta. 2-0 meritato per il Padova, che adesso secondo me dovrebbe pensare di provare anche a fare il tris prima dell'intervallo per rilassarsi un po'. Padova quindi sul 2-0 si mette bene come era auspicabile, e quindi adesso giustamente, come dicevi te, si tratta di arrivare all'intervallo senza correre eccessivi rischi, poi riordinare le idee nella pausa per portare a compimento un successo che diventerebbe davvero importante. Poi ci sarà molta attesa per vedere i risultati dagli altri campi, perché dovessero fare un mezzo passo falso le prime della classe, il Padova sarebbe subito lì. Attenzione intanto a questo tiro da parte di Cazzoli, sembrava deviato, in effetti protestano i giocatori e anche i tifosi della Vigoreal, sembrava ci fosse stata una deviazione, pallone che invece è finito sul fondo per la rimessa del Padova. Carraro, ancora Rodriguez, ancora Carraro. Ecco, è in questa fase che il Padova dimostra di essere superiore, perché sa far girare bene la palla senza correre eccessivi rischi e risulta praticamente poco concreto, un tentativo di pressing alto. Intanto vediamo Mattia Vettore che è bravissimo in questa occasione a girarsi, applausi scroscianti che arrivano dalle tribune. Poi Crepaldi, ancora Carraro, questa volta non riesce a saltare Zacuni. Vediamo che chiamano un time out dalla panchina del Padova, anche perché il tempo sta quasi per scadere, mancano 4 minuti alla fine del primo tempo, e quindi giustamente ha pensato la panchina biancoscudata di chiamare il time out. Padova quindi che conduce per 2-0. Parlavi di risultati dagli altri campi, adesso voglio dare un'occhiata alla classifica, perché come dicevi giustamente tu è molto corta, e adesso per quest'ultima giornata del girone andata ci sono 2 partite molto interessanti secondo me, come Meggel Sporting Castello, che sono la Meggel terza a 20 punti, Sporting Castello a 19 in casa della Meggel, quindi piove di sacco. E l'altra partita interessante è quella tra Bassano e Cornedo.
che Bassano secondo e Cornedo quinto a 19. Mitivicinali sia sicuramente una partita più agevole contro il Petrarca, e mentre il Campo San Piero va in casa della Scaligera che ha un bisogno disperato di punti, ultima in classifica. E direi che Cornedo e Campo San Piero sono anche due sorprese di questo campionato, proprio perché Campo San Piero, parlavamo proprio con De Marchi, uno dei giocatori del Campo San Piero, ci diceva che il loro obiettivo è quello di raggiungere una facile salvezza, ma invece stanno facendo molto di più. Attenzione intanto, attenzione, Caduri e gol della Vigoreal con Pellizzon, che ha approfittato di una disattenzione della retroguardia bianco-scudata. Si arrabbia Rodriguez e Pellizzon si è venuto a trovare tutto solo di fronte a Ballarin, che nulla ha potuto sul tiro in mezza punta del numero 7 della Vigoreale. Adesso si riapre la partita 2-1, non si possiamo mai stare tranquilli, lo diciamo ogni volta. No, è uscito un po' molle dal time out il Padova, un po' dormito, tutto libero Pellizzon dentro l'area di rigore, e non ci voleva questo gol che sicuramente rianima una partita che sembrava viaggiare abbastanza tranquillamente sul binario biancoscudato. E intanto scorrono i minuti, adesso ne mancano 2 al termine. Intanto eccolo qui l'autore del gol, Pellizzon, che ha riaperto la partita. Ancora lui, possesso di palla, viene attaccato da Rodriguez si fa vedere all'indietro. Attenzione a questi errori, perché veramente rischiamo di buttare all'aria un match. Tanto protestano i giocatori, i tifosi del Vigoreal, non capiamo il motivo, perché forse qui il fallo l'aveva subito Carraro. Intanto Padova che adesso prova ad addormentare un attimo il gioco con Carraro, quindi Crepaldi, bravissimo Crepaldi, se ne va e poi viene fermato all'ultimo momento da Bessegato. E intanto è entrato anche Marco Varotto per il Padova. Varotto, eccolo qui, possesso di palla, prova il tiro da distante, ribattuto, c'è poi il tocco di testa di Bessegato con palla che termina fuori, la rimessa aspetta al Padova, ma ci sono molte proteste dalla tribuna occupata dai sostenitori della Vigoreal, che evidentemente pensano di poter riaprire questo match. Intanto Crepaldi non controlla bene questa volta, palla che termina fuori. L'arbitro Mezzaroba, il secondo arbitro, è lì e se ne accorge. Poi c'è questo rinvio lungo, l'ultimo tocco ancora di Rodriguez, ancora Vigoreal quindi alla battuta, poi Crepaldi, pallone riconquistato, Carraro potrebbe andare in contropiede, Crepaldi, ma si chiude subito la formazione di Vigonza. Crepaldi ancora per Rodriguez, forse è l'ultimo tentativo di questo primo tempo. Carraro, Crepaldi tenta, anzi Rodriguez ha tentato di saltare Lovato, gli ha toccato il pallone sul rimpallo, poi l'ultimo tocco è stato di Rodriguez. Lovato ancora, lo scambio, attenzione Pellizzon che se ne va, prova il tiro, c'è la deviazione di Carraro. Scampato pericolo, ma adesso i pericoli si susseguono troppo di frequente. Ultima azione del primo tempo, il Padova non deve commettere sbavature per andare a riposo in vantaggio. Vediamo Lovato, attenzione ancora, poi pallone messo in centro, Ballarin, si può andare in contropiede con Varotto che però si fa rimontare, e poi l'ultimo tocco è anche il suo e quindi perde proprio un'occasione per andare in contropiede. Vigoreal che ci riprova con Lovato e poi arriva il fischio dell'arbitro. Finisce qui il primo tempo, 2-1, una partita che sul 2-0 sembrava bene addomesticata e ben controllata dalla Padova, e poi invece qua nei minuti finali è saltato fuori il gol di Pellizzon che ha riaperto il match, e quindi non andate via, rimanete qui con noi perché il secondo tempo sarà tutto da seguire, quello fra Padova e Vigoreal. 2-1 primo tempo.
Tutto pronto per il secondo tempo di Padova-Vigo Real, risultato dopo la prima frazione di gioco 2-1 per i biancoscudati, partita quindi nuovamente in bilico dopo che una volta in vantaggio per 2-0 il Padova sembrava poter controllare assai agevolmente il match, e invece il gol di Pellizzon negli ultimi minuti del primo tempo ha riaperto questo match. Tutto pronto adesso per dare inizio al secondo tempo con la Padova che deve assolutamente portare a casa questa vittoria per collocarsi nelle primissime posizioni della classifica. Lo abbiamo già detto in avvio di gara, lo ripetiamo e lo ripeteremo fino alla fine, proprio perché a questo punto del campionato, ultima giornata del girone di andata, Padova può veramente inserire la quarta. E intanto Vigo Real adesso in possesso di palla con Daltoso, il lancio sbagliato in avanti, c'è la rimessa per la formazione in casacca rossa del Padova. Rodriguez, scambio poi con Madalosso, ancora Crepaldi che tenta un numero ai danni di Cazzoli, che però non si fa ingannare. Lo stesso Cazzoli adesso che controlla lo scambio con Daltoso. Cazzoli, Zaccuni, anzi Pellizzon, e quindi Zaccuni adesso in possesso di palla, viene in avanti, c'è il tocco di Rodriguez, palla messa in fallo laterale. Attenzione adesso a non farsi sorprendere, perché un gol del Vigo Real veramente metterebbe in crisi la situazione. Attenzione, e dà l'illusione quasi del gol la conclusione di Zaccuni. C'è stata una leggera deviazione, forse proprio di Ballarin, palla quindi che va in calcio d'angolo, e poi Cazzoli, pallone spedito alto sulla deviazione di Gallimberti. Ci sarà la rimessa laterale che spetterà ancora al Vigo Real. Vigo Real che sembra proprio un'altra squadra rispetto all'avvio di gara e rispetto anche e soprattutto alla classifica che sta occupando in questo momento. È terzultimo in graduatoria, ma qui si sta disimpegnando piuttosto bene. Zaccuni prova un'azione in solitaria che non gli riesce, e allora Ballarin può ripartire appoggiando a Madalosso. Crepaldi, Rodriguez, si fa vedere anche Gallimberti che riesce a tenere il possesso del pallone. Rodriguez ancora all'indietro per Crepaldi, poi ancora Gallimberti attaccato da Daltoso. Gallimberti all'indietro, pressing alto adesso del Vigo Real, così come chiedeva il coach della formazione di Vigonza. Ballarin è costretto a sparare in avanti, palla che arriva dall'altra parte al portiere Agliundi, e quindi Daltoso, ancora Cazzoli, quindi Zaccuni, attenzione a Pellizzon, poi Crepaldi che forse per un attimo stava per intercettare la sfera, ma ancora Vigo Real in avanti. Attenzione a Zaccuni e Ballarin, miracolo, e poi la palla che va in rete, autogol. Che sfortuna, no, non ci voleva proprio questa. Una grande azione di Zaccuni, Ballarin aveva compiuto il miracolo salvando la propria porta, ma pallone che ha battuto su un tallone di Rodriguez ed è finito in porta. L'estremo tentativo poi del giocatore allenatore del Padova di salvare l'autogol non è riuscito, pallone che ha superato la linea di porta, e adesso siamo sul 2-2, davvero un risultato sorprendente, ma soprattutto non ci voleva. Sfortunatissimo questo gol, però hai detto bene tu, il Vigo Real sembra un'altra squadra, il Padova non se l'aspettava, forse credeva di aver già vinto, adesso è tutto da rifare. Io spero veramente che adesso al Padova non venga proprio la paura di non riuscire a portare in porto questa gara, perché rischierebbe molto, quindi sarà un secondo tempo vibrante. È un secondo tempo tutto da seguire, quindi rimanete incollati su Calcio Padova TV, perché qui di emozioni ne attendiamo parecchie. Intanto Madalosso sbaglia l'appoggio, e allora Cazzoli, attenzione Daltoso, Cazzoli di testa, palla che sfiora l'incrocio. Vigo Real è sceso in campo in questo secondo tempo letteralmente trasformato. Ancora Padova adesso che prova a riordinare le idee con Crepaldi, dribbling non riuscito, anzi Gallimberti
poi Rodriguez fa scorrere il pallone oltre la linea laterale. Madalosso, bisogna assolutamente ributtarsi in avanti, bisogna assolutamente ritrovare il gol del vantaggio. Galimberti poi non riesce nello sfondamento, pallone calciato lungo da parte di Daltoso. Entra anche Rossi per il Vigoreal, eccolo qui che va a contrastare Crepaldi. Crepaldi prova ad andarsene, viene fermato dallo stesso Rossi. E adesso è una partita ancora una volta tutta da giocare, perché sul 2-2 con un Vigoreal rinvigorito, proprio il caso di dire, e mentre un Padova un po' così frastornato da questo recupero ottenuto dai cugini di Vigonza. Crepaldi, Rodriguez, manca l'aggancio proprio Rodriguez, autore del primo gol in apertura di gara al 4° minuto, e poi al 3° minuto del secondo tempo invece anche autore di uno sfortunatissimo autogol. Attenzione a Rossi, un tiro in mezza girata di Rossi che fa veramente venire i brividi, palla che termina fuori. Ballarin, Crepaldi, Padova che sembra calato anche sul piano fisico a questo punto. Crepaldi prova sempre l'iniziativa personale. Crepaldi, buono il suo guizzo, pallone messo in centro, Madalosso, e palla non è entrata, dice l'arbitro, non è entrata, sembrava di sì dalla nostra postazione, tutti hanno gridato al gol, era un po' simile all'autogol di Rodriguez, palla che forse ha superato la linea. Che sentiamo Stefano Volpe. C'è da dire che l'arbitro era vicinissimo, era proprio là, quindi la deve aver vista bene. Certo, questo è un gol fantasma, come si suol dire, però l'arbitro era lì, ci fidiamo di lui, peccato però perché il Padova poteva subito tornare in vantaggio. Ci penseremo noi con i nostri con le nostre immagini, forse riusciremo a capirci qualcosa. Intanto attenzione perché ancora Bessegato, il capitano del Vigoreal, prova a riportare in avanti la formazione in maglia bianca con Pellizzon, autore del primo gol della Vigoreal. Bessegato all'indietro per Rossi, ancora Pellizzon, Bessegato, adesso gioca bene il Vigoreal. Padova costretto a rincorrere la manovra degli avversari. 2-2 il risultato, rientra in campo anche Lovato. Eccolo qua Pellizzon, Lovato fa girare la palla ancora una volta, buono il tocco di Bessegato per Pellizzon, poi interviene Galimberti che recupera un ottimo pallone. Galimberti prova la bomba ma poi subisce anche il fallo, intervento del primo arbitro. Attenzione Bessegato a farsi ammonire perché l'arbitro lo stava quasi per ammonire, poi ci ha ripensato perché Bessegato è già ammonito se non sbaglio. Infatti l'arbitro stava per estrarre il cartellino, poi si è ricordato che Bessegato era già ammonito e quindi a quel punto sarebbe scattata l'espulsione. Comunque calcio di punizione per i biancoscudati dal limite dell'area in posizione decentrata. Vedremo cosa si inventerà Rodriguez con i suoi schemi. Tanto sulla linea di fondo va a posizionarsi Madalosso, da quest'altra parte invece c'è Galimberti, sul pallone Crepaldi, il tocco fintato poi all'indietro, poi Rodriguez che prova la deviazione sotto porta, tocco è un po' debole e quindi il portiere Aiundi riesce a far sua la sfera. Bessegato, l'appoggio in avanti per Rossi che è un combattente, un mastino in attacco, però questa volta non controlla. E allora Rodriguez, Madalosso, c'è Crepaldi libero dall'altra parte, controllo, poi Galimberti, non sui migliori standard Galimberti in questo match, l'abbiamo visto fare molto meglio nelle gare precedenti, questa sera sta un po' soffrendo
il pressing piuttosto duro degli avversari. E intanto vedete il pallone scagliato in avanti dove Rossi controlla, l'appoggio lì dietro per Bessegato, quindi ancora Lovato, ancora lo scambio con Badia, Rossi indietro, controllo di Bessegato, attenzione a Lovato, contrastato da Maddalosso, l'ultimo tocco è suo, dice l'arbitro. Si soffre, vorremmo vedere però, senza nulla togliere ai cugini di Vigonza, vorremmo vedere un gol del Padova, perché il Padova vincendo, come abbiamo più volte detto, attenzione adesso però, perché c'è pericolo. Rossi, mamma mia, pallone che sfiora l'angolino basso, e adesso si susseguono le occasioni per la Vigoreal. Vettore, Rodriguez, Galimberti, Vettore che prova l'azione personale, non gli riesce però ancora una volta il suo guizzo, esce Rossi intanto per il Vigoreal. Bessegato, il regista della squadra, e poi sbaglia il controllo De Jesu appena entrato. Poi Galimberti, Crepaldi per Rodriguez, Galimberti, Rodriguez viene attaccato da Badia, attenzione perché Padova è stato costretto a ritornare nella propria area di rigore. Poi c'è il lancio di Ballaria a cercare Galimberti che ci mette un piede, poi esce il portiere, ma l'arbitro decreta un calcio di punizione per il Vigoreal già battuto, e poi Vigoreal che butta al vento il possesso palla. Crepaldi, Padova con Rodriguez, poi ancora Crepaldi. Adesso il Padova ha fretta, forse ha un po' di fretta, attenzione a Crepaldi contrastato poi da Bessegato, guadagna un calcio d'angolo. Padova forse ha un po' di fretta di arrivare alla conclusione, che ne dici? Sì, si è fatta prendere dalla fretta dopo aver subito il 2-2, la partita è ancora lunga, però la reazione c'è stata, almeno quello, un po' confusionaria, vedremo adesso, deve aumentare però un pochino il ritmo il Padova. Deve controllare un po' la frenesia in questo caso, il Padova deve ragionare un attimo di più per trovare lo spiraglio giusto. Galimberti intanto, Rodriguez, ancora Crepaldi, ma è ben chiusa la difesa del Vigoreal. Attenzione a Galimberti che ha provato un doppio dribbling, attenzione adesso invece al contropiede di Vigoreal, il tocco decisivo è di Rodriguez che sventa la minaccia, pallone che termina tra le braccia di Ballarin, ma il Padova fatica, adesso sta faticando un po' troppo nel tentativo di recuperare ancora il vantaggio che si è lasciato sfuggire, il doppio vantaggio che aveva a metà del primo tempo. Da 2-0 si è passati al 2-2 che va per un attimo a compromettere le grandi ambizioni biancoscudate. Andiamo in avanti intanto, ancora Badia, Bessegato, l'ultimo tocco è il suo, la rimessa di Vettore, Crepaldi, Rodriguez, attaccato ancora da Badia, Rodriguez prova un dribbling e intanto si fanno sentire i tifosi del Padova. Tanto Vettore guadagna un corner con questa sua iniziativa personale, finisce poi pallone sul fondo. Avrete avuto modo anche voi di sentire poi l'urlo della tifoseria biancoscudata nel tentativo di spronare la propria squadra. Rodriguez dal calcio d'angolo, pallone scodellato da parte opposta dove c'è Carraro che è rientrato in campo, viene fermato Carraro, riparte Badia, pallone buono poi per Crepaldi che tenta la conclusione immediata di sinistro, pallone colpito un po' sporco, termina fuori
e non di poco. E intanto Cazzoli che è rientrato in campo, attenzione adesso però, perché c'è Zaccuni, uno dei giocatori più attivi e anche fra i più pericolosi della formazione ospite. Carraro, Crepaldi, Rodriguez, Carraro, eccoli qua i tre giocatori più rappresentativi come dicevamo. Poi c'è un lancio lungo a cercare Mattia Vettore, che però stava ripiegando verso il centrocampo, e allora Zaccuni, Bessegato, Cazzoli, Zaccuni, buono l'appoggio, attenzione all'uscita valanga di Ballarin, fa sentire il proprio peso, uscita anche un po' rischiosa perché Bessegato ha tentato di saltarlo con un Cazzoli, e poi c'è questo tiro di Zaccuni, poi l'uscita del portiere Aiundi, ancora Bessegato, Cazzoli. Adesso la partita è davvero in parità, non solo per il risultato ma anche sul piano delle occasioni e del gioco che viene proposto. Si è davvero rigenerato il Vigoreal. Adesso c'è un pressing del Padova, poi Rodriguez che ha tentato di mettere in movimento subito Mattia Vettore, ancora Zaccuni è davvero un'ira di Dio, il numero 6 della Vigoreal, e poi un autentico tiro in diagonale, una bomba di Cazzoli con pallone che attraversa tutta la porta, finisce sul fondo. Ma adesso la partita è davvero nella sua fase cruciale. Crepaldi, Rodriguez, Crepaldi, ancora il tentativo per Rodriguez, Crepaldi che vince il contrasto, Crepaldi, e poi viene strattonato, forse nulla di fatto, l'arbitro dice di proseguire, allora riprova questa volta il Vigoreal dall'altra parte con Zaccuni, e c'è il fallo di Mattia Vettore che viene anche ammonito Mattia Vettore per questo fallo sul lanciatissimo Zaccuni. Occasioni da una parte e dall'altra, davvero una partita che corre sul filo, potrebbe spezzarsi a favore di una o dell'altra squadra, e quindi match adesso che si è reso tremendamente difficile per i biancoscudati. Sembrano più galvanizzati invece i giocatori del Vigoreal. Vediamo intanto che è Cazzoli sulla sfera, è incaricato a battere il calcio di punizione, mentre si allarga dalla parte opposta Zaccuni. Intanto vediamo il pallone ancora una volta messo in mezzo da Pellizzon, c'è il calcio d'angolo, Cazzoli, Zaccuni, poi ancora Lovato. Bene il Padova qui a pressare, ma attenzione al lancio lungo, buono l'intervento da parte di Crepaldi, poi Rodriguez che porta avanti il pallone per Carraro si fa vedere la parte opposta, c'era Mattia Vettore che non si è accorto, l'avevamo capito noi da qui che Carraro avrebbe cercato Vettore dalla parte opposta, e invece Vettore è un po' dormito, si è lasciato sorprendere da questo diagonale di Carraro, bastava metterci un piede. Attenzione a Pellizzon, poi Lovato, poi ancora Cazzoli, Lovato, Pellizzon, buono l'intervento ancora una volta di Crepaldi, la rimessa però aspetta Vigoreal. Davvero partita che si è fatta incandescente in questo momento. Buono il recupero, Carraro cerca di andarsene, però saltare Zaccuni non è facile. Eccolo qua ancora lui, Zaccuni, possesso di palla, all'indietro per Cazzoli non accompagna, viene attaccato da Vettore, Pellizzon, ancora Zaccuni, bravo Vettore a fare pressing in zona alta, palla che va fuori in fallo laterale, ancora Lovato, non abbiamo un attimo di tregua.
pallone poi spedito malamente in fallo laterale. Allora partita, come dicevo, che potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro. Adesso chi fa gol vince. Sì, Vigoreal non si accontenta assolutamente del pareggio, e questo sicuramente va a onore della formazione in maglia bianca, mentre qua c'è un fallo netto su Vettore. Fa onore alla formazione in maglia bianca, solo il fatto che non si accontenti del pareggio, che comunque sarebbe prestigioso in casa del Padova, ma provi a vincere proprio per risollevare la classifica. Attenzione! Vettore! Attenzione, perché Rodriguez aveva battuto questo calcio di punizione a sorpresa, mentre ancora stavano reclamando i giocatori della Vigoreal, e Vettore ha avuto l'opportunità di presentarsi tutto solo davanti al portiere. Pallone però non colpito bene. Rientra intanto in campo per il Padova Veronese, poi Carraro, Rodriguez, Vettore punta sul fondo, poi non trova lo spazio per andare al tiro. E allora Zaccuni, attenzione a Pellizzon che salta un avversario, poi mette in mezzo, c'è la deviazione di Carraro, continui batti e ribatti e capovolgimento di fronte. Bessegato, Pellizzon costretto a dare addirittura al proprio portiere, agli Undi. Quindi Zaccuni, Bessegato, Lovato, ancora Bessegato, Zaccuni, attenzione a Lovato, tenta lo scambio, però intercetta bene Rodriguez. Vettore che prova ad andarsene, Vettore prova nella sua azione tipica di sfondamento, poi Veronese ancora cincischia sulla sfera, poi Rodriguez, buon pallone per Carraro che prova a trovare lo spazio, Carraro e poi Veronese e poi Carraro, gol! Grandissima azione, bravissimo qui Veronese a rimettere al centro per Carraro, che da posizione dall'altezza del dischetto al rigore ha messo dentro. 3-2 per il Padova, e qui esplode il Palagozzano. Padova nuovamente in vantaggio, una partita soffertissima. 3-2 Carraro. Questo è un gol che può pesare tantissimo nell'economia di una stagione, perché il Padova ha dato il meglio e il peggio di sé forse in questa partita. Un'ottima partenza, un 2-0, una gara controllata e poi una quasi inspiegabile calo che ha riportato in gara la Vigoreal, che ha disputato sicuramente un'ottima sfida. Il Padova sembra in difficoltà, sembrava quasi non averne più, e invece ha trovato questo gol importantissimo. Però adesso deve stare attento, perché la formazione vigontina ha dimostrato di potersela giocare e di poter trovare il gol. Attenzione, quindi ultimi 7 minuti veramente da brividi. E fai bene a raccomandarsi attenzione, perché il Padova fra l'altro ci ha già abituato a sorprese negative anche nelle partite precedenti, però adesso questo 3-2 è tutto da tenere, perché significherebbero altri 3 punti importantissimi in classifica. Padova salirebbe addirittura a 20 punti, quindi proprio a ridosso della zona delle prime della classe. Intanto Veronese, che è stato grande artefice del terzo gol del Padova, poi Madalosso converge al centro, Madalosso può andare al tiro, non c'è deviazione, palla che termina fuori. E allora Vigoreal con Pellizzon, ancora Bessegato, quindi pallone in direzione di Lovato, poi ancora Bessegato, Lovato, Pellizzon, autore del primo gol che aveva riaperto la partita dopo il 2-0 del Padova. Attenzione, è proprio lui, Pellizzon, riesce a mantenere il pallone in campo, e poi l'intervento di Carraro costringe il giocatore di Vigonza a mettere fuori. Rimessa per il Padova, fa trascorrere qualche secondo. Carraro, pallone in avanti per Madalosso, la rimessa è proprio a favore di Madalosso, l'ultimo tocco è stato di Lovato, e quindi Carraro. Rodriguez viene anticipato questa volta, poi Carraro, attenzione al contropiede, bravo Madalosso a recuperare, Ballarin con i piedi
E poi Rodriguez si gira bene, Madalosso, si fa vedere anche Carraro, buono il tocco, poi Veronese, Madalosso, applausi perché il Padova riesce a far girare bene la sfera in questo momento. Poi Madalosso, Carraro, Madalosso, bravissimo Madalosso, ancora di Culasi, Madalosso che non trova il gol. Grandissima azione personale di Madalosso, che ha trovato un buco in mezzo alla difesa della Vigo Real, si è presentato al limite, battuto a rasoterra, ma Aiundi non si è fatto sorprendere. Questo Madalosso davvero un ragazzo interessante. Ma veramente sta disputando un ottimo finale di partita, perché con personalità, 2-3 spunti interessanti, non butta via il pallone, molto molto bravo. Soprattutto sta salendo in cattedra in questo che è un momento difficile della partita, sta dimostrando sangue freddo oltre che immensa classe questo ragazzino numero 25 del Padova. Intanto è rientrato Crepaldi, adesso Crepaldi prova il dribbling, è buono il suo tiro di sinistro con palla che termina fuori, e poi c'è il time out chiesto dal Vigo Real, che adesso le proverà tutte in questo finale. Ci attendiamo un pressing alto e anche forse il portiere di movimento. Sì, può essere, anche perché ha accusato un po' il colpo al Vigo Real, non si aspettava di subire il gol perché in quel momento forse stava facendo anche meglio del Padova. Vediamo se ci sarà il portiere di movimento, mancano poco più di 4 minuti allo scadere, poi ci sarà qualcosa di recupero. E adesso il Padova deve reggere, la sta facendo bene, ha tenuto palla, il Vigo Real appare stanco, anche se mai fidarsi delle apparenze. Si alza l'urlo Padova qui dalle tribune del Palagozzano. Il Padova sta vincendo 3-2 e sarebbe una vittoria importantissima, anche se molto sofferta e difficile, ma del resto ormai ci siamo abituati a queste partite molto combattute, molto tirate. Adesso ritorna in campo la squadra praticamente titolare del Padova, quella con Madalosso di punta, poi Carraro, Rodriguez e Crepaldi. E intanto viene in avanti Aiundi, che fa proprio il portiere di movimento, e infatti adesso la porta è vuota. Attenzione Madalosso, Aiundi fa lui il portiere di movimento in pratica. Sì, però non era parsa proprio un'ottima idea quella di scattare in avanti, ha rischiato tantissimo. Sì, però un colpo di testa quello del portiere del Vigo Real. Rodriguez, doppia finta, poi Rodriguez, buon pallone per Madalosso, perché non ha tirato? Ma perché? Beh no, qua un po' lo capisco, perché era praticamente chiuso, avrebbe tirato addosso al portiere. Attenzione, brutto fallo questo. Nemmeno fischiano, incredibile. Qui non solo c'era il fallo, ma c'era anche la munizione. Bravo Madalosso. Attenzione Aiundi che viene in avanti. Adesso giocano così con il portiere di movimento, non servono sostituzioni perché Aiundi fa anche il portiere di movimento. Però Padova chiuso nella propria area di rigore. Attenzione Pellizzon, che rischio, pallone che attraversa tutta l'area, e poi viene ammonito Madalosso. Ma è incredibile, ammonito Madalosso dal primo arbitro, il signor Garreffa di Bassano del Grappa, che evidentemente non ha gradito le proteste di Madalosso in quell'azione precedente, dove Madalosso era stato vistosamente strattonato. Tanto Rodriguez riesce a guadagnare una rimessa laterale che in questo momento è importantissima, perché fa trascorrere i secondi. Infatti vedete che Rodriguez, Crepaldi, ancora Rodriguez, pressing però adesso del Vigo Real, poi Ballarin, attenzione a Cicischiare, Ballarin, buono l'appoggio in direzione di Crepaldi che non riesce a giungere sulla sfera. Allora Aiundi recupera e se ne va in attacco, ancora Pellizzon, contrasta bene Carraro. Partita davvero di grande sofferenza. Adesso rientra anche Rossi, rientra anche Zaccuni, eccolo qui, possesso di palla, chiama uno schema col braccio alzato, poi Pellizzon, adesso sono in 5 ad attaccare, Pellizzon, Rossi,
si chiude il Padova, fa girare pallone per Aiundi, ancora per Rossi che provrebbe addirittura tirare da lontano, pallone con Pellizzon, Vigoreal che prova ancora all'indietro per Lovato, attenzione, la conclusione di Zaccuni. Questo Zaccuni è un giocatore da tenere veramente in considerazione perché ci ha fatto vedere grandi cose in questa partita, così come avevamo visto anche nella partita di Coppa Italia. Sì, qui hanno fatto girare molto bene la palla, però il giocatore Vigoreal, attenzione. Crepaldi e poi Zaccuni che appoggia i compagni e se ne va in attacco. Adesso si combatte veramente e poi uno strano pallone che termina fuori. Crepaldi poco fa ha scagliato il pallone addosso a Zaccuni in maniera violenta e poi è andato a scusarsi, però a nostro avviso l'ha fatto apposta. Attenzione intanto a Crepaldi. Sì, l'ha fatta apposta perché voleva fargli carambolare addosso per guadagnare la rimessa laterale, non ha fatto apposta a tirargli in faccia, infatti gli ha chiesto scusa. Carraro, pallone scodellato in avanti, poi l'intervento di Lovato, Pellizzon, attenzione a non scoprirsi, Pellizzon, Ballarin, ci mette anche una volta una pezza e poi Madalosso, può andarsene, Madalosso se ne va, no, viene fermato da Caduni e poi fischia finale, il Padova che vince 3-2 e questo è davvero un successo che lancia la formazione biancoscudata nelle zone altissime della classifica. Cari amici, se ancora non l'avete fatto, venite al Palagozzano a vedere il Padova calcio a 5 perché c'è da divertirsi, ma da adesso c'è anche da sperare in una promozione. Non vogliamo dirlo troppo in fretta, però veramente a questo punto lottiamo per andare in Serie B. Per i playoff sicuramente, quinto risultato utile consecutivo, quarta vittoria nelle ultime 5 partite, soprattutto adesso forse ho perso il conto ma credo sia l'8ª vittoria su 9 partite stagionali disputate in casa, compresa anche la Coppa, per cui ottimo Padova, certo che ha sofferto tantissimo, non è stata la miglior partita, però ha dimostrato carattere perché sul 2-2 poteva affossarsi, ha rischiato di farlo grazie per merito del Vigoreal, invece ha dimostrato carattere, pur senza brillare è riuscito a trovare il gol del 3-2. Si soffre sempre tantissimo qui e adesso prossimo impegno di Coppa in casa della Meggel. Il Padova però ha già qualificato alla Final 8 che si disputerà a Ponzano, quindi la partita contro la Meggel servirà solamente a stabilire con che criterio il Padova sarà qualificato, con che testa di serie si qualificherà alla Final 8 e anche questo è un traguardo importante, che se comunque l'obiettivo rimane il campionato, finito il girone d'andata, credo oltre le più rose aspettative da parte della società e dei giocatori stessi, il Padova è in piena zona playoff e nel ritorno, come mi ricordavi tu Enea, avrà anche gli scontri diretti in casa e questo sarà molto importante, per cui sarà un girone di ritorno tutto da vivere qui al Palagozzano. Hai fatto bene a invitare tutti a seguire le partite del Padova qui ogni venerdì sera. Sì, anche perché come dicevamo il campionato è cambiato a questo punto, Padova lotta per le zone alte della classifica e adesso come sempre va a festeggiare sotto la gradinata qui del Palagozzano con i propri tifosi, grande esultanza, Padova batte Vigoreal 3-2.